Salvatore Pitrola, sindaco di Ravanusa, in paese manca l'acqua, una situazione è diventata insostenibile e lei ha preso posizione sposando quelle che sono le lamentele dei suoi concittadini. Ho avuto modo di comunicare alla città che i cittadini di Ravanusa hanno esaurito la loro pazienza perché non è possibile arrivare a turni di acqua che hanno toccato i 20 giorni. La pazienza di una comunità che è sempre stata collaborativa e che ha avuto la capacità di resistere con turni anche di una volta a settimana, che con senso civico hanno la capacità, i miei concittadini, di organizzarsi, e ho scritto anche di arrangiarsi. Questa pazienza finisce nel momento in cui i turni sfiorano i 20 giorni. Si parla tanto di legalità. Per noi la legalità nella nostra comunità è avere l'acqua quotidianamente. Dobbiamo parlare di legalità garantendo un diritto, che è il diritto all'acqua, a tutti i miei concittadini. Questo, nel momento in cui non abbiamo acqua per più di 20 giorni, non è più un ragionamento di legalità. Ho convocato il comitato che mi sta vicino e sta facendo insieme a me e insieme a tutti i miei concittadini una battaglia per avere un diritto e per avere l'acqua, che è fondamentale per la vita di tutte le famiglie, per dire non possiamo più tollerare turni di questo genere. E allora mi rivolgo e mi sono rivolto soprattutto a chi non crea le condizioni perché questo avvenga, che non è solo AICA. Siamo stanchi di sentire dire da Siciliacque che ci staccano le utenze per questioni di debiti, per questioni non pagate. L'acqua deve arrivare comunque, i debiti e le difficoltà che ci sono vanno affrontate nelle sedi opportune, perché se non arriva l'acqua ai miei concittadini, così come agli altri cittadini delle comunità vicino, non si può parlare di altro. Giuseppe Di Salvo del comitato qui a Ravanusa, comitato idrico, per chiedere ovviamente una maggiore attenzione per quanto riguarda le risorse di città. Ecco, questa riunione che cosa chiedete? Allora, il comitato è in completa sinergia con l'amministrazione, con il sindaco e con tutti gli altri per quanto riguarda il problema che noi stiamo vivendo a Ravanusa, perché non è più accettabile assolutamente una mancanza di acqua che supera ormai i 20 giorni. Ci eravamo attestati a 6-7 giorni e la situazione qua a Ravanusa si era placata, quindi avevamo placato un po' i bisogni dei ravanusari, ma arrivati a 20 giorni allora la situazione diventa un po' più tragica. Ma quello che preme a noi del comitato è il concetto di legalità, che è un po' travisato anche da AICA. Perché? Perché in una mancanza di erogazione di acqua di 20 giorni noi dobbiamo sopperire a questa mancanza, quindi utilizzando le autobotti che abbiamo a Ravanusa. AICA non può assolutamente bloccare le autobotti. Diversamente ci troviamo in una situazione di stasi e di problematiche che vanno al di là dell'ordine pubblico. Quindi noi chiediamo che la legalità è che noi possiamo usufruire delle autobotti e che AICA deve regolarizzare il flusso dell'acqua. Non vogliamo il flusso dell'acqua 24 su 24 perché capiamo che è impossibile vista la situazione delle tubature che abbiamo ad Agrigento, però abbiamo il diritto di avere l'acqua almeno ogni settimana.